E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come sapete, c'è stato in Libano un attacco alla base UNIFIL delle truppe ONU che ha coinvolto anche soldati italiani. In questo caso è stato un attacco di Hezbollah. Sarà ovviamente un caso, ma nei giornali, nei siti, nella commentatio generale trovate questa notizia molto meno alta, molto meno drammatizzata rispetto a quando ci sono stati incidenti, non attacchi dichiarati e voluti, incidenti tra truppe israeliane e basi UNIFIL. I razzi di Hezbollah fanno un po' meno scandalo, non c'è, come dire, la rivolta unanime delle anime belle, non si chiede la convocazione immediata dell'assemblea straordinaria dell'ONU, perché in questo caso forse i razzi di Hezbollah fanno meno male di altri. Però all'interno di questo impazzimento generale stamattina vorremmo concentrarci su una dichiarazione particolare e particolarmente inquietante per l'Italia e per i cittadini italiani, al nostro giudizio, almeno la sua interpretazione letterale. Ci piacerebbe chiedere all'autore di questa frase, al ministro Tajani, cosa intendesse esattamente, perché io vi leggo il commento di ieri del ministro degli esteri Antonio Tajani a questo evento. A giudicare dal tipo di razzi possiamo confermare che sia stato Hezbollah a colpire la base UNIFIL, quindi è un dato acquisito. Hezbollah non ha alcun diritto di toccare le truppe italiane che hanno garantito la sicurezza anche di Hezbollah, ed è quindi inammissibile e inaccettabile che si spari contro il contingente italiano, che hanno garantito la sicurezza anche di Hezbollah. Scusi Ministro, scusate tutti, ma esattamente cosa sono a fare i nostri soldati e i soldati ONU, i nostri, perché ci riguarda direttamente questa cosa, in Libano? Sono lì a garantire anche la sicurezza di Hezbollah? Cioè sono lì a garantire anche la sicurezza di un gruppo terrorista islamista? Perché cos'è Hezbollah? Hezbollah è il partito di Dio, proprio la definizione letterale, quale Dio è pleonastico specificarlo, voluto, finanziato, battezzato dall'Ayatollah Khomeini agli esordi della rivoluzione islamica iraniana, proprio come braccio armato dell'Iran nella regione, e con la chiara missione di insidiare l'entità sionista, come la chiamano gli Ayatollah e i loro proxy tipo Hezbollah, e se possibile contribuire alla sua cancellazione. Quindi nasce con una missione terrorista e sostanzialmente antisemita per volere degli ayatollah iraniani. Hezbollah si è reso protagonista negli anni di attentati in Medio Oriente, anche all'estero, in Argentina contro l'ambasciata israeliana, contro civili israeliani. Hezbollah cosa fa quotidianamente da anni? Nonostante le truppe UNIFIL. Ora apprendiamo probabilmente anche involontariamente grazie a queste truppe che tutelano anche la sua sicurezza. Hezbollah da anni bombarda massicciamente, quotidianamente, con razzi, missili, tormenta la popolazione civile che vive nel nord di Israele, colpendo in modo indiscriminato ovviamente bambini, civili, case, in barba a qualunque accordo o tantomeno appelli internazionali, tantomeno risoluzioni internazionali. È fonte di instabilità, di terrorismo verso Israele da anni. Cos'è Hezbollah? Cos'è diventato a maggior ragione nell'attuale momento storico? Forse appunto il braccio più armato dell'offensiva del male che il regime teocratico totalitario islamista di Teheran ha lanciato nel Medio Oriente, ufficialmente dal 7 ottobre, che ovviamente sarebbe stato impossibile senza la benedizione, il finanziamento e probabilmente la supervisione degli ayatollah, che poi hanno scatenato gli Houthi contro i commerci internazionali, soprattutto a danneggiare l'Occidente, e che hanno in Hezbollah i loro esecutori più forti, anche militarmente. Sono uno dei tentacoli più robusti di questa piovra che ha come missione esportare il terrorismo islamico, attaccare l'entità sionista, quindi per traslato l'Occidente,
perché la visione degli ayatollah e dei loro sodali, tra cui Hezbollah il principale, è una visione apocalittica, rivoluzionaria, teocratica, iperpolitica dell'Islam. No? È quella che evoca sullo sfondo lo scenario del califfato globale. Ebbene, i nostri soldati, se prendiamo alla lettera le parole del ministro, sono lì anche a garantire la sicurezza di questi signori? Cioè c'è un'equivicinanza, diciamo, del contingente ONU e purtroppo anche italiano rispetto alle parti in causa, rispetto al partito di Dio terrorista da un lato e la democrazia israeliana, la società aperta israeliana, la società libera israeliana dall'altro? Perché poi il finale, come dire, aggrava gli scenari inquietanti, perché Tajani dice: se è stato un errore imparino ad utilizzare meglio le armi. Cioè, questo significa imparino a colpire gli israeliani, non a fare degli errori a colpire altri, perché noi garantiamo la loro sicurezza. Questo è lo scenario. Come dire, non vorremmo crederci, ma visto che il ministro è persona seria e che maneggia i dossier, ci sta dicendo che i soldati italiani sono lì a garantire anche la sicurezza dei terroristi di Hezbollah. A noi sembra una cosa enorme e una cosa inquietante per qualunque italiano, europeo, occidentale affezionato alle sue libertà.